Amici di Bella Sicilia, buonasera e buon pomeriggio. Qui ci troviamo a San Teodoro presso la Masseria Pacione, che è un'azienda agricola a conduzione familiare. Noi alleviamo animali principalmente da latte come vacche e pecore, che utilizziamo poi il loro latte nel nostro caseificio aziendale. Abbiamo scelto come razze una razza autoctona siciliana locale che principalmente viene dalle zone di Palermo, che infatti è la vacca cinisara, appunto, però è una vacca che si adatta bene anche al territorio, diciamo, dei Nebrodi. Abbiamo puntato su questa razza di vacca piuttosto che su vacche come la pezzata, la bruna o l'olandese, anche se ha una minore produzione di latte, però è un latte che rende abbastanza perché ha un alto contenuto di grassi ed ha anche delle caratteristiche organolettiche molto particolari. Infatti conferisce al prodotto finale un sapore unico che vale la pena proprio assaggiare. Tra poco entreremo nella tua azienda, cosa ci farai scoprire? Sì. Allora, oggi insieme a voi faremo la provola dei Nebrodi, fatta appunto con latte solo ed esclusivamente vaccino, ed è una pasta filata, nient'altro che una pasta filata che praticamente noi coaguliamo il latte e poi l'indomani la tuma che abbiamo raccolto il giorno prima, mediante un processo di acidificazione naturale, la andiamo a impastare e a filare, appunto fare la così rinomata provola dei Nebrodi. A che ora inizia la tua giornata e quando finisce? Allora, gli orari sono abbastanza impegnativi, comincia la mattina verso le 5, 5:30 e la sera finché abbiamo voglia di lavorare, il lavoro non manca mai. Qual è il tuo sogno per il futuro? Allora, il mio sogno per il futuro è portare avanti questa azienda che è stata creata dai miei genitori circa 30 anni fa e ora, diciamo, è gestita da tutta la famiglia. Ed è portarla avanti questo sogno, farla crescere e, diciamo, anche con il caseificio, perché abbiamo creato appunto questo caseificio aziendale circa un paio di anni fa, per non vendere più soltanto latte crudo, ma per trasformare questo buonissimo latte in dei prodotti ottimi. E scoprire questi prodotti, gustarli, sarà possibile tutti i giorni dell'anno naturalmente, ma in due giornate speciali. 23 e 24 maggio presso la sagra di San Teodoro. Appunto, come diceva lei prima, li potete trovare e gustare tutti i giorni in azienda, però in queste due giornate particolari parteciperemo a questa sagra di San Teodoro, dove porteremo tutti i nostri prodotti aziendali, principalmente quelli che vengono dal caseificio, però anche qualche altro prodotto, ad esempio le nostre mandorle siciliane che vengono dal nostro impianto, che abbiamo anche un mandorleto aziendale. E questo, cerchiamo di creare dei prodotti ottimi e genuini. Noi ti facciamo tanti complimenti. Il tuo nome? Il mio nome è Vittorio Travaglianti. Complimenti Vittorio. Grazie Il video mille. continua, grazie. Tanti saluti.